Bella raga, ciao a tutti dal commentone veneziano, eccoci qua dopo una intro un po' così, una intro particolare perché ragazzi sono leggermente appassionato di Jurassic Park, saga, brand, tutto quello che riguarda Jurassic Park e quindi oggi ragazzi spacchettamento importante, per la prima volta ho preso una collector booster, neanche col Signore degli Anelli l'ho fatto, ma mi piace, ma non ovviamente a livello di Jurassic Park perché Jurassic Park sono proprio il classico fanboy obeso. Eccolo qua ragazzi, Lost Cavern. The Lost Caverns of Ixalan. Ho già spacchettato un boost, come si dice, i bundle normale, perché il bundle GIF arriva a dicembre, però un bundle normale è un pre-release e ragazzi ho trovato Cavern of Soul, quindi è una delle carte che vale di più, chiaramente in versione normale, pertanto l'ho presa e me la sono portata a casa. Detto questo mi sono anche già spacchettato no, quante ne ho trovate? 5 forse già di Jurassic Park, però due ovviamente una doppia tipo Welcome to Jurassic Park, che comunque vale già sui 15 euro, l'ho trovata per due. Poi ho trovato la carta, quella del pterodattilo rossa e bianca, non mi ricordo il nome, adesso perché certo l'ho già messa via. Quella di Jurassic World, del primo Jurassic World dove muore anche l'assistente con il pterodattilo poi mangiato dal mesosauro, là, da quel cacchio là. E poi ho trovato due terre anche, una rossa e una bianca, quindi abbiamo già un po' di roba di Jurassic Park. Chiaramente, raga, l'obiettivo non è né le carte più costose, né le carte neon, né le carte sto cazzo, ma la cosa più importante è trovare le due carte, o almeno spero una delle due, perché sono 12 pacchetti, ragazzi, e su tutti i pacchi trovi almeno una carta di Jurassic Park. Aspetta un attimo, ragazzi, scusate, è impestatissimo, cacchio. In qualsiasi pacchetto puoi trovare almeno una carta di Jurassic Park, penso solo una carta, però almeno una sicura, e questo è già importante. E quindi almeno una di Dennis mi piacerebbe trovarla perché, ragazzi, Dennis Nedry è la cosa più importante. Penso. Senza Nedry non esiste Jurassic Park. Ogni donna vuole il corpo perfetto di Dennis Nedry, perché tutti lo amiamo, Dennis Nedry. La perfezione esiste e si chiama Dennis Nedry. Per carità, anche le altre carte, Alan Grant, la Sattler, Ian Malcolm, quello che volete, però Nedry è Nedry, guardate però la meravigliosità. È la prima volta, sono un po' emozionato perché è la prima volta che apro un collector booster. Ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quindi 12 bustine arrogantissime più un tesoro che stavolta lo apriamo subito. Non ci dovrebbe essere niente di mostruoso teoricamente. Qua dentro abbiamo anche il tablet in caso per vedere i valori delle carte. Io purtroppo nello spacchettamento sono una pippa di proporzioni cosmiche. Ah, Dio mio. Sai cosa faccio? Per sicurezza un attimo solo prendo l'arnesino. Eccomi qua, scusate, ma le collector faccio sempre fatica ad aprirle, non chiedetemi il perché, ripeto. Sarà che sono una pippa atrocissima. No, la fiorina, ecco la forbice. Guarda qua c'è un bestione qua, aspetta che non taglio anche la carta perché sarei famoso per queste stronzate. Dai, una bella bomba voglio. Datemi un bombone già. Il bombone. Oh, ma sempre questa si trova. Niente, ho visto anche nei video, questa che è anche un po' bombata. Vabbè, carta di merda comunque. Perfetto. Noi vogliamo la ciccia, noi vogliamo il ciccione. Ecco, questo si tiene, questo pacchetto, questo cofanetto si tiene ovviamente e andiamo. Sono molto sigillato teoricamente. No, si trova tutto. Adesso vediamo la prima, cerchiamo di capire. Qua abbiamo, vabbè, chiaramente una pedina che ce ne fotte il giusto. Non so se quei trick sono diversi, non credo. Allora, ok, me li divido già. Rossa, nera. Aspettate un attimo, ragazzi. La terra la mettiamo qua. Rosso. Dai un po' di culo, chiaramente con queste qua vado un po' più veloce. Bianco. Beh, le terre foil sono già tanta roba. Ok. Dinosauro verde. Cavern of Souls foil. E si gode, ragazzi. Vediamo se c'è già un valore di più foil, sono curioso. Abbiamo già. Godiamocelo sto pack, perché non è che ne prenderò molte
come si dice, il collector, sì, ecco, se esce Marvel, queste cose qua, assolutamente, siamo sui 32. A me, sapete, non interessa il discorso valore, intanto credo e spero di non vendere mai niente, però sono curioso per voi, perché so che a voi comunque piacciono queste cose. Siamo già a 44 euro, quindi dopo le mettiamo in perfect. 44 missili. Qua abbiamo bella, ci sta. Sono tutte fighe, cioè le collector sono fighe, bella anche questa. Bella questo dio in versione, diciamo, vediamo un attimo, noi siamo già tac, lo facciamo anche, ripeto, per avere un po' di un video, cioè, un po' di, come si dice, suspense. Però non fa, perché foil, aspetta un attimo, vediamo no foil. 10 euro, 10 bombe, signore. No, questa è quella di Jurassic Park, questa è Nedry. No, però bellissima, questa è quella di Jurassic Park 2 quando l'uomo viene ucciso dai mini dinosauri, che sboccia, ciao fiori. Che non mi ricordo il nome, adesso chiedo venia. E chiudiamo con questa, Merfolk Wizard, Tisciana, bella, bene. Cominciamo a mettere un po' di perfect, il dinosauro si parte bene. Ma se non arriva a Nedry, posso trovare anche 11 Cavern of Souls, io protesto. Però comunque l'importante è trovare il meno possibile terre, perché purtroppo anche le terre valgono come si dice, carte Jurassic Park. Questa è una cosa che sinceramente mi sta sul cacchio, per non dire altro, però vabbè, insomma. Cioè, mettere anche le terre e i token che possono valere, cioè è proprio una porcata secondo me, però dobbiamo accettarlo, perché tanto non è che possiamo fare molto, ragazzi. Comunque Cavern of Souls me la godo, ne ho già 2, quindi non devo neanche prendermene altre, perfetto, perché volevo prendere almeno 2, ne volevo in collezione. Ho aspettato questa espansione e almeno qua abbiamo chiuso alla grandissima. Ok boss, vai. Eccoci qua, stiamo in perfect. Buon, ottimo. Andiamo avanti, primo pacchetto, bene, non posso certo lamentarmi del first packet. Ma quanto dure sono qui, ma che palle. Aia. No, del dinosauro, questa è la token dinosauro. Bene. E andiamo. Dai, le prime andiamo un po' più veloci. Blu. Vai rosso. Ok. Comunque già il fatto che siano tutte foil così sono bellissime. Foresta foil. Te la godi. Oh, Bartolomeo, ragazzi. Il Bartolomeo. Questa è una carta che mi piace. Non chiedetemi il perché, ma mi piace. Ok. Ok. Ti prego, voglio Nedry. Ah, sì, potrebbe essere qua. No, la prossima, cioè, è la penultima allora. Vito, il signor Vito, ed è la terza Welcome to Jurassic Park, incredibile, siamo a 3. Per carità, 45 euro di carte, però che palle. Ok, niente da fare. Spero che sia finito in questo pack, che non ce ne siano più. Ragazzi, Nedry si allontana. E lo so che quelle che voglio devo comprarmele, è sempre così. Quelle di Nedry, adesso teniamo da parte quelle più belle, io Nedry me lo dovrò prendere. La vita è questa, ragazzi. Chiaramente, beh, ci sono però le 5 terre di Jurassic Park, mi gira il cazzo però, Mi basta un Nedry, fammelo trovare subito, così poi mi godo il resto del pacchetto alla grande. Non mi interessa, a me
i tesori, quelli in neon, non me ne fotte un cazzo, cioè. Io ho bisogno di Dennis Nedry. Ok, pedina dinosauro. Cioè, senza Nedry, ragazzi, il mondo è difficile purtroppo. È così. Scusate un attimo perché anche sapete che mentre registro comunque il bello della diretta. Muovite, grazie. Eccoci qua. Il potere di Dennis è tra noi. Go Dennis, go go go. Verde, no, scusate, blu. Black. White. Blu. Sorry. Black. Oh, una bella montagnetta. Un buon dinosauro. C'è tensione, ragazzi, c'è ipertensione. Un buon artefatto, ti dico di sempre, gli artefact. Un buon vampiretto. Qua abbiamo una terra. Ancora Jurassic Park, ovviamente, ma ancora non la carta che vogliamo. Bellissima The Millennium Calendar, bella. Questa mi piace. Questa mi piace. Questa è Jurassic Park, leggermente meno. Ma dove sono i personaggi? Oh, non ho trovato un personaggio, però avete rotto il cazzo. Cioè, noi vogliamo i personaggi. Vediamo questo, però non so il valore di questo, non deve essere tanto. È bello il calendario perché spero di trovarne due, che ne vorrei due almeno. Ogni qualvolta tappi uno più permanenti durante l'on-tap step, cioè all'inizio, metti un counter sul The Millennium Calendar. Paghi 2, la tappi, raddoppi i segnalini. Quando hai 1000 o più segnalini lo sacrifichi e fai 1000 danni all'avversario. 1000 punti di vita perde un po' di... Cioè, di giocare con questa non è semplice, però vediamo. Allora, intanto vediamo quello di Jurassic Park. Eccola qua. Ok. 15 euro, ragazzi, però. Riesce al costo per lanciare questa magia, sacrifica una creatura con potenza 4 superiore. Scegli dal tuo grimorio un dinosauro e lo metti in campo, che sboccia, indistruttibile fino al tuo... Che sboccia. Eh sì. Questa però è forte, eh? Questa nel formato comediano è forte, quindi va bene, dai. Diciamo che mi può anche andare bene. Certo che ne vogliamo, Neni. Ah, ma dai, cazzo, però un Nedry. Non hai detto la parola magica, oppure, aspettate un attimo, voglio vedere però... Di Millennium non credo, Va bene, la versione non foil vale 1 euro, quindi foil, se va bene 3 euro, ma se va bene. Datemi un Nedry. E vi solleverò il mondo. Ai. No, ho sbagliato. Mi sono anche già giocato. Oh, una terra. Che ce l'ho anche. Questo l'ho proprio sbagliato io, scusate. Ci siamo già giocati Jurassic Park. Ma vaffanculo le terre di Jurassic Park. Scusate. Vediamo se troviamo qualcos'altro di bellino. Bellissima. Molto bene. Molto bene. Ok, Calpacal. Terra Jurassic Park. E questo. No, sono belle, assolutamente, non puoi dire niente, però, cioè, cazzo, voglio i personaggi, però possibile, neanche un personaggio finora, sono rarissime, raga, ho paura veramente che siano iper rare. Ho questa sensazione, scusate per l'errore.
chiedo venia. Qua abbiamo il dinosauro token e andiamo. Avendo già trovato la Cavern of Souls, c'è il rischio che la roba bella sia già uscita. Sempre all'inizio, non mi danno un po' di suspense sti stronzi. Verde, vai. Ne ho già 50.000 di questo. Ho sbagliato a metterlo via. Ecco, grazie. Ok. C'hanno magari anche altre carte che valgono, non lo so, però io voglio quelle che piacciono a me. Niente di mostruoso. Questa è bella. Come arte è stupendo questo, mamma mia, ti prego Nedry. Che non è mai qua, si è preso quella dopo. Boom 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 boom, però attenzione, arriva Ellie and Alan Panteoni, sì, vabbè, ciao, non so neanche a parlarla, è perfetta, ma quanto figa è, ma quanto figa è. Paleontologist, ecco, perfetto, beh, vabbè, questa è tanta robina. Questa è veramente tanta robina. Non è una gran carta a livello di forza, diciamo. Eccolo qua. Infatti non, veramente vale pochissimo. Non so se foil cambia, non credo. 7 euro, vai. Fotte sega. È qualcosa di meraviglioso. Dai, dai. Dai che vogliamo Nedry. Non ne mancano tantissime, purtroppo. Token. Anche i token sono fantastici, i token foil. E andiamo a godere. L'artefatto dove l'ho messo qua? Eccolo qua, scusate, no. Sto già facendo cagate, è ufficiale. Boh, demo. Green, blu. Ok. Ho un po' ste foil, fa un riflesso. Vabbè, le terre le apprezziamo sempre. Molto bene. Questa niente di meraviglioso. Anche questa non mi ispira. Ok, questa è bella però. Vediamo, curiosità, non credo niente di speciale. Blood. Non è foil? Ah, cazzo, foil 20 euro, da che cazzo. Purtroppo non è foil, l'unica foil. Beh, 15 euro però, 15 missili. Indoraptor, ragazzi. L'Indoraptor, bella, ma non è Dennis. E un altro Oger qua, così, bello. Non ci credo. Niente, ragazzi. Indoraptor, bella. Adesso ci andiamo a vedere anche il valore. Assolutamente. Però, Fiore non è Nedry, cioè ragazzi, se non c'è Nedry, ripeto, sono sicuro che le due di Nedry dovrò comprarmele. Per carità, cerco di prenderle subito per non avere una schizzata di prezzo. Ma ragazzi, l'è dura, l'è molto dura. Eccola qua. Indoraptor. 10 euro circa, un po' meno 10 euro. Questa creatura con... Ok.
Ok, in base a quanto danno ho fatto all'avversario prendo il 1+1. Se ho fatto 5 danni prendo 5 segnalini più 1+1. Da me scegli un opponente a caso. L'Indoraptor fa danno alla potenza. Ok, vabbè. Insomma, dopo la leggo con calma, ragazzi. Io adesso faccio fatica all'inglese a leggerlo mentre registro. Scusate, vi chiedo venia. E questa sono curioso perché è molto bella. Oyer. Oyer Tac. E foil. Allora, non foil. Vale una pippa. 7 € circa. Va bene. Ragazzi, ultime 6. Non si vede ancora. Dennis. Niente, quelle che voglio non le trovo mai. È pazzesco, È pazzesco. È veramente incredibile. Ok. Bella, questa Goblin Tomb Raider mi piace un casino ed è anche forte, secondo me, perché se hai un artefatto e ho artefatti da 0, prendi più 1+0 e rapidità, fioi. Cioè, quindi una 2/2 a costo 1 così comune. Cioè, fioi, tanta roba. Bene. 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 Una bella terra. Un bel dinosaur. Un buon Akal. Ti prego. Mi sbaglio sempre. Command Tower. E bella. Oh, questa però la volevo tanto. Oh, che cacchio. E arriva Galta, signori. E arriva Galtone. E arriva Galtone, signori. Arriva Galtone. Godo, questo me lo godo tanto, Allora, Galta. Galta Stampede. Galta Stampede. Sì, ma non così però. Il Stampede. Scusate. Questa però la volevo perché ho già l'altro Galta e si gode. Vediamo se la troviamo. Ma porca puttana. Galta. Ok. Eccola qua. E signori, sono quasi 25 €. Un po' meno. Boom boom boom. Vediamo la Command Tower. Carta da Commander. Che palle. Bellissima, niente da dire. Che purtroppo come si dice Dio mio, di collector boost ne puoi prendere solo uno, ragazzi, perché sennò la povertà è dietro l'angolo. 6 € dai, 6 fottutissimi euro, forse un po' meno perché non è foil, però sempre Jurassic Park. Sono più fortunati che quelle che volevo, non del set di Jurassic Park, però dai, bisogna che accontentarsi nella vita, Ok. Allora, red, passion, verde, terra, un buon rosso, una buona terra, un buon pirata, un buon black, un buon dinosauro, non è Nedry. Ian Malcolm, ragazzi, Ian Malcolm, carta non fortissima,
ma molto molto iconiche. Uno dei personaggi miei preferiti, Ian Malcolm. Ma non è Dennis, ma non è Dennis, ma non è Dennis, Ian. Quando lo si vuole troppo è incredibile o pazzesco, ma io lo so, le carte mie preferite, o per in questo caso che comunque il personaggio, quello che volete, non lo becco mai. Proprio Malcolm Valucaz. 4 euro. Questa carta che è veramente scarsa. Come carta. Che quindi neanche nel, diciamo, ho messo un po' anche le terre imperfect qua. Però dicevo che anche per il formato cumendiano non è una carta molto potente. Anzi, una gran pippa. Però è Ian Malcolm. Quindi, a priori, va bene. Però era chiaro che io non chiedo di trovare John Hammond, quell'artefatto che mi sembra sia uno di quelli che vale di più, cioè non me ne frega niente. Però veramente le carte di Nedry, quella col Dilophosauro, e la famosa scena, hanno detto la parola magica che è quella che vorrei di più. Non sono carte che valgono, porca miseria. Cioè, mancano ancora 4 booster, per carità, 4 possibilità. Basterebbe una delle due, anche non trovare più niente di figo, ma al manco una vedo. Anche perché insomma sti collector booster purtroppo non costano proprio pochissimo. Ok. Ormai la Wizard ha capito come distruggerci. Ok. Bianco. Un bel artefatto, una bella forestina, un bel dinosaurino, non me lo godo sempre. Ok, questo è per il Commander. E qua c'è Nedry. No, Henry V! Ma guarda che sono una pipa però, eh! La cicco sempre, Henry V! Henry V! Henry V! Non c'è tennis. Le sto trovando tutte, ma non quella che voglio. È quella che vale bene in assoluto, meno di 2 euro. Ma ripeto, fotte sega di soldi. Noi vogliamo Nedry. Noi vogliamo Nedry. Ti prego. Ah, ah, ah. Non hai detto la parola magica. Ah, ah, ah. Ok. Rosso. Un buon blu. Un buon verde. Un buon blu. Un buon pirata. Shaun of Calamity. C'è tensione. Ma vaffanculo, un'altra terra e ce l'ho. Si piange Beppe. Si piange atrocemente. Su 2 carte è dura. È molto dura. Dopo ci sarà vabbè, il collector, non fremi il bundle gift dove ce ne può essere una, massimo 2, se è proprio un culo atrocissimo, ma... Ah, ah, ah. Non hai detto la parola magica. Ah, ah, ah.
token e vai, artefatto. La tensione adesso è veramente palpabile. Nedry non si vede, Nedry non si vede. Buona, bella. From the rubble. Ma terrafoil, ai 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 ai. Doppia terra. E qua ragazzi, forse è l'epilogo. Per carità, bellissima, nulla da dire. Sono felice, ma non c'è niente. Lo sapevo ragazzi, era tutto scontato. Era tutto calcolato. Però, ripeto, mettere le terre è proprio una porcata, però, secondo me. Perché non puoi mettere le terre, dai, tra quelle trovate. Cioè, terra più magari un'altra. Sono stronzi, ragazzi, sono stronzi, e lo sappiamo. Rosso. Non ci credo molto, onestamente, nell'ultima chance. Ultima chance. Anzi, apriamo prima questa. Bella però! Che bella questa! Non avevo neanche... mancava questa. Che fai, Lord... Windgrace. Molto bello, un cazzo, va bene, perfetto. No, i coglioni, foil vale 20 euro. Che sboro. No, foil vale, meno coglioni. Ultima. No, vabbè, Mollen. No. Un'altra terra. Ma andate a cagare, va. Vai. Proprio stronzi sono, quasi impossibili da trovare, ahimè. Ma noi ce ne sbattiamo e ce le compriamo. Però vaffanculo. Ok ragazzi, alla fine non posso certo lamentarmi, però sono arrivati dei bei bestioni. Sono arrivati dei bei bestioni e poi tante carte potrebbe anche essere che, come si presenta, ripeto, a me la parte economica non interessa, ve lo dico a voi perché so che può piacere anche dare queste notizie. Certe carte a mio parere saliranno anche di prezzo. Certo, avere 3 Welcome Jurassic Park, carità, 15 euro l'una, non mi lamento per chi ama questo genere di cose. Però vediamo le carte delle belle che abbiamo trovato secondo me. Vabbè, qua tutte le terre full art foil e questa per Jurassic Park, la mettiamo qua, anche questa. Guardate che belle raga, veramente tanta roba. Ok, e ci siamo. E adesso vediamo quelle che a me, insomma le carte che mi hanno colpito o che comunque so che, come si dice, sono carte o giocabili o forti o comunque importanti. Allora, dividiamo queste. Boh, allora cominciamo. Abbiamo trovato Oger, questa è bellissima secondo me, The Millennium Calendar, Lord Windgrace, Cavern of Soul Foil, questa tanta roba, Galta che la volevo di brutto e si gode, qua un altro Oger, vabbè questa Bloodlettered of Halkazoth e questa mi piaceva da vedere. E ce ne sono anche altre buone, però nella tensione dello spacchettamento mi sono perso qualcosa. Ok, andiamo a vedere le carte di Jurassic Park. Indoraptor, tanta roba, bella. Command Tower, bella bella ma non devastante. Ian Malcolm, molto iconica. Henry V, bellina. Vabbè, le terre sappiamo che sono fighe, fin qua
non ci sono dubbi, solo che un po' troppe ne abbiamo trovate. Questa è bella, Welcome to è fortissima, però ne ho 3. Che questa è molto forte. Questa mi piace, anche molto iconica. E questa almeno a livello di iconicità è la migliore. E basta ragazzi, questo è il pacchetto collector, buono, bene, ho trovato buone cose, chiaramente sono un collector, sono pacchi dove quasi sempre ne vai a perdere, bisogna accettarlo questo, cioè è difficile, avere proprio culo, questo è proprio spirito collezionistico, non è che ne vai a guadagnare, chissà, magari fra 20 anni magari queste case si pare che valgono tanto, ma fotte sega. E niente, sotto il commento della lezione mi sono divertito con voi, poteva andare sicuramente per i miei gusti, ovvero Dennis Nedry meglio, ma poteva andare anche molto peggio, perché comunque dei bei bomboni li ho trovati. Ciao!